Buonasera, buonasera. Eccoci in diretta assieme a voi perché vogliamo onorare le vittime della ritirata di Russia partendo dal tempio di Cargnacco. Ci sono in quel tempio migliaia di persone che sono rientrate, note e ancora ignote, ma ne parleremo in modo diffuso durante questa diretta. Lo Scrigno, che ha 15 anni di vita, si occupa per la prima volta, ne avevamo fatto accenno altre volte, ma in maniera proprio approfondita su questo argomento. Fra poco al mio posto ci sarà il coro Montenero che ci proporrà dei brani a tema. Io voglio salutare il colonnello Fioretti, buonasera. Buonasera. Buonasera, ed è l'uomo di riferimento, responsabile di tutti i sacrari del Friuli Venezia Giulia. L'ho conosciuto a Re di Puglia e poi ci siamo ritrovati anche a Cargnacco. Saluto il luogotenente Lepore, che di fatto è l'angelo custode di quello che è il tempio di Cargnacco. Siete tutti e due friulani? Sì. Ebbene sì. Ebbene sì. Di dove, Fioretti? Io sono di Palmanova. Io originario di Gemona ma abito a San Daniele. Io devo anche ringraziare la sottotenente di vascello del Ministero della Difesa Ebbe Pierini. Abbiamo dialogato in queste settimane proprio per allestire, per rispettare insomma tutti i protocolli che il Ministero dispone, non dico impone. Ci sono delle regole, ve lo dico già. Sono state fatte delle immagini al Tempio e abbiamo omesso, vedrete appunto, appunto, non daremo appunto i nomi, non si vedranno i nomi delle persone che riposano, perché il Ministero insomma ha questa regola e va tutelata, secondo le disposizioni ministeriali, la privacy. Saluto ovviamente il buon Guido Aviani che come al solito mi supporta in questo. Sopporta. Buonasera a tutti. E poi abbiamo il presidente dell'UNIR. Presentemelo tu, Guido. Il presidente dell'UNIR nazionale, Giovanni Soncelli, che ha una caratteristica, al di là di essere presidente nazionale dell'UNIR, è anche figlio di combattente in Russia, decorato con la divisione sforzesca, e nipote di una medaglia d'oro degli alpini caduta durante la ritirata poco prima di Nikolaevka, col battaglione Tirano. E poi andremo anche da lui. E poi abbiamo il sindaco, che saluto, di Pozzuolo, l'assessore, buonasera sindaco, l'assessore Greatti, il capogruppo per Terenzano e Cargnacco, ci eravamo visti quando abbiamo girato le immagini, e c'è anche la nostra Virna di Lenardo che è presente, è qui dal vivo. Saluto anche Cristian Madotto che con lei condivide la rubrica dedicata a Valcanale, Canal del Ferro, veglia su di lei su uno scalino, l'abbiamo messo lì come un grifone, quindi è pronto a rispondere alle nostre domande ed è prezioso perché con le sue immagini arricchisce i contenuti della nostra Virna di Lenardo. Allora, in maniera molto telegrafica, caro Guido Aviani, perché è importante quel tempio? Perché ricorda il sacrificio di 100.000 soldati italiani caduti in Russia, in una guerra non sentita praticamente da nessuno dei soldati, però costretti a combatterla come quello che succede più o meno adesso, non tanto lontano da noi. È la memoria vivente di quello che fu il sacrificio, non solo loro, ma di anche quelli che combatterono sul fronte russo, perché sul fronte russo dal 1941 inviammo 230.000 soldati italiani. Quindi se poi pensiamo che il reclutamento all'epoca era regionale per molte grandi unità, per il Friuli questo fu una tragedia immensa, perché la quasi totalità, non tutti comunque, però la gran parte andarono a combattere sul fronte russo nel file della Giulia. La Giulia che partì con 16.500 alpini, e buona parte erano friulani, poco meno della metà. 5.000 friulani non tornarono dal fronte russo, quindi per noi friulani il fronte russo è un fronte che non possiamo dimenticare per non ripetere gli stessi errori. Che errori abbiamo combinato? È quello di andare a fare la guerra. Vado un attimo dal capogruppo di Terenzano. Avevamo visto delle immagini, ti chiedo, capogruppo, di commentarle assieme a noi. Abbiamo visto quel
ampio piazzale a Cargnacco, poi con le immagini del nostro Paolo Bassi entreremo, entreremo proprio al Tempio. In che condizioni è l'area? Allora, l'area è bene, perché è un'area, anzi è stata intitolata a Don Carlo Caneva, col monumento. Naturalmente la cura è da parte degli alpini di Terenzano Cargnacco, si sono presi l'incarico e lo tengono pulito, lo tengono atto in modo per l'accoglienza della gente, insomma. Capogruppo, quelle pietre che abbiamo visto fuori, adesso siamo già entrati con le immagini, che cosa rappresentavano? Abbiamo visto Tridentina, Giulia. Spieghiamolo magari ai più giovani che magari poco sanno. Rappresentano tutte le armi che hanno combattuto in Russia con le loro con i nominativi praticamente, come hai già detto, Sforzesca, Giulia, Tridentina e tutte le 12 armi che hanno combattuto, insomma, in Russia. Tenente Colonnello Fioretti, allora io stacco un attimo dall'argomento Tempio di Cargnacco e vorrei raccontare veramente in 20 secondi qualcosa che è successo a te, che eri in prima persona, qualche giorno fa al Sacrario di Re di Puglia. Ho suggerito al nostro Snidero, e saluto Caramaschi che tra l'altro compie gli anni, di confezionare qualcosa pensando a te. Grazie. Facciamo un applauso a Snidero e grazie. Stiamo parlando sempre di Sacrari, però lei per la prima volta, cioè nel senso non per la prima volta, era la prima volta di La Russa. Che cosa è successo quel giorno? No, quel giorno è successo che in 10 minuti è arrivata la bomba d'acqua e ci siamo bagnati tutti, però è stata una grande emozione per tutti quanti, perché col Presidente del Senato ci siamo ritrovati tutti quanti lì, riuniti di fronte ai 100.186 caduti a rendere onore sotto una pioggia battente, ed è stata una gran bella esperienza. Fioretti porta la divisa, ma la portavano anche Sì. alcuni suoi cari. Sì, sì, beh, insomma, gran parte dei miei avi hanno tutti servito la patria, a partire da mio nonno paterno, che conobbe la prima guerra mondiale, e proprio qui, venendo da Iesi, in provincia di Ancona, conobbe la nonna che era di Tricesimo, e invece l'altro nonno arrivò nel 26 da caporale a Palmanova, conobbe la mia nonna, da lì nacque la mia mamma. Poi il mio babbo da ufficiale arrivò a Palmanova nel 1955 e da lì, insomma, è partito un po' tutto. Ecco. Dovremmo avere probabilmente anche delle immagini che lei ci ha, eccole qua, grazie alla regia. Sì, questo è mio padre, sì, quello più alto. Siamo nel 1966, grosso modo, ad Asiago. Questo invece è mio nonno nel 1957 a Gaio di Spilimbergo, quello sulla sinistra. Mio nonno era maresciallo, mio papà era un ufficiale. Allora, Tenente Colonnello Fioretti, il Tempio di Cargnacco è stato definito la Re di Puglia dell'Armir. A chi venne l'idea di edificare questo ossario e perché è così importante? Ma è dedicato alla Madonna del Conforto, no? Comunque diciamo che fu Don Carlo Caneva quello che diede impulso alla costruzione di questo tempio. Subito dopo la prigionia del 46 fu destinato alla parrocchia di Cargnacco, dove incominciò la raccolta di fondi per erigere
questo tempio che venne iniziato il 9 ottobre del 1949 con la deposizione della prima pietra direttamente dal Monte Canin, dal massiccio del Canin, quindi dalle nostre Alpi, e inaugurandolo l'11 settembre del 1955. È importante perché rappresenta la memoria di coloro, come diceva Aviani, la memoria di coloro che sono partiti e non sono più tornati. È un tempio particolare che chiaramente dà un certo tipo di sensazioni e di emozioni. La parte adiacente, come diceva il buon rappresentante degli alpini di Terenzano, è dedicato a Don Carlo Caneva. Vi sono sulla piazza le 12 cippi che rappresentano le divisioni che hanno partecipato alla spedizione in Russia e 14 aste bandiere che vengono issate durante la cerimonia e le cerimonie. Nella parte centrale invece c'è un'asta più alta con un basso rilievo che ripercorre, grosso modo rappresenta il settore di intervento delle nostre armate, dell'Armir, quando si schierarono in Russia. Ecco, lei ci ha già descritto un po' il tempio di Cargnacco. Di fatto poi si entra e si scende dove riposa Don Caneva e non solo. Non solo. Qui, io a questo punto andrei dal luogotenente Lepore, che appunto è responsabile del tempio di Cargnacco, che avrà sicuramente un legame molto profondo con questo luogo. Il cuore della struttura è rappresentato appunto dall'ossario. Le chiedo quanti caduti vi riposano. Nel Tempio di Cargnacco riposano quasi 9.000 caduti, per l'esattezza 8.759. 528 hanno una storia, hanno una famiglia, hanno un nome, e gli altri purtroppo sono soldati italiani ma ignoti. Sappiamo però che sono circa 100.000 i caduti della campagna di Russia. Sappiamo che c'è anche una traccia di loro in questo luogo, anche la maggior parte di loro sono ancora dispersi, però quindi è una minoranza quella che c'è a Cargnacco. Certo, va detto anche che negli anni, quando il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti è intervenuto per riportare i soldati in patria, più di 3.000 di loro sono stati richiesti dalle famiglie, quindi sono ritornati nei cimiteri di appartenenza, di residenza. Ecco, in questo momento stiamo appunto vedendo quello che vi dicevo prima. E io vado un attimo e poi andremo in pubblicità, vado dal Presidente nazionale. Che pensieri si fanno quando si vedono queste immagini, Presidente? Beh, vede, io figlio di un celovieco, cioè di uno degli ufficiali che sono tornati dalla prigionia esattamente l'8 di luglio del 1946, esattamente un mese dopo avevano fondato l'UNIR. L'UNIR è stata fondata nell'agosto, i primi di agosto del 1946, quindi con lo scopo, primo, di ricordare i propri caduti, secondo, di attivarsi in qualsiasi modo per dare notizie alle famiglie dei dispersi, che erano tantissimi, e poi il sogno utopistico di riportare a casa i resti dei nostri caduti per dare degna sepoltura in Italia. Difatti, nel nostro statuto, l'articolo 3, l'ultimo comma, parla di questo, ma anche la preghiera del caduto e del disperso dice: fa il Signore che i miei resti riposino nella terra natia. Quindi vedere questa cripta mi commuove molto, anche perché ci sono delle persone che io, tra virgolette, fanno parte un po' della mia vita, tipo ad esempio il capitano Abba del Savoia Cavalleria, il maggiore Alberto Alita Modignani, che era il comandante del Savoia Cavalleria, della famosa carica di Imbuscischi, eccetera, e la cui famiglie hanno voluto che riposassero lì, e difatti a Cargnacco l'ultima volta c'era il figlio Giovan Battista, sono medaglie d'oro entrambi. Non dimentichiamo che ad esempio Silvano Abba, oltre ad essere un grande eroe, è stato anche nel 1936 è stato medaglia di bronzo
del pentathlon moderno alle Olimpiadi di Berlino. Quindi per me è un'ultima cosa è che il sogno di mia nonna era quello di poter vedere suo figlio ritornare a casa, e quindi vedere i resti di Cagnacco nella cripta è un po' pensare a quelli che a casa non sono tornati. Presidente, ci fermiamo, andiamo in pubblicità e subito dopo la pausa troveremo qui il Coro Montenero. Eccoci nuovamente in diretta, cominciano ad arrivare i primi WhatsApp, messaggi di WhatsApp col numero che vedete in sovraimpressione. Si può ovviamente anche intervenire telefonicamente. Intanto un caloroso saluto al Coro Montenero, in particolare all'alpino Diego Moreale dal nipote Daniele. Dov'è Moreale? Dov'è? Mandi Daniele. Mandi Daniele, che bel nome, che bel nome. E auguri a Sandra Merlino di Tricesimo da parte del marito Roby Tiezza e da Simone, e da tutte le persone che gli vogliono bene. A questo punto io andrei con due brani di questo coro, che è sul ponte di Perati, e chiedo a Guido di giusto un accenno, e poi da Udin siamo partiti. Classici. Sì, sì, perché quando la Giulia partì dall'asse ferroviario Udine-Gorizia nell'agosto del 1942, i reduci, i ragazzi che avevano combattuto sul fronte greco-albanese avevano una canzone per ricordare i loro compagni morti. Quindi è una di quelle canzoni, brani cantati sulle tradotte che partivano per il fronte russo. Invece i giovani della classe 21 e 22 per loro era un'avventura, ma i vecchi avevano detto la guerra è una cosa brutta, ragazzi. Avevano visto lontano. Andiamo allora con sul ponte di Perati, a seguire da Udin siamo partiti. Cambierà
Molto bene, grazie al coro diretto da Davide Giacuzzo. Direi di i tre ragazzi che vanno a occuparmi le tre sedioline rosse, andiamo da questa parte e gli altri me le occupano. Prego ragazzi, andiamo, saliamo e giriamo a sinistra. Guarda, torniamo. No, prego, non state immobili. Andate sulle sedie bianche e andiamo a occuparle, bravi. Allora, nel frattempo sono arrivati dei messaggi. Guido, sei un grande, come sempre, Denis di Tarcento. Ma li pago io, sai. Cosa? È tutta gente che paga. Ah, fai i bonifici. Complimenti al coro Montenero, i migliori da Manuel, e ancora un caro saluto alla bellissima Virna e a Christian, quindi l'aggettivo l'abbiamo per una, va sempre così che per noi, sempre loro. Giancarlo di Ucea. Caro Giancarlo, sì. Un bacione a Giancarlo. Sì, ho capito. Che cosa mi rappresenta Giancarlo di Ucea? Mamma mia, è una pietra di Ucea, diciamo, rappresenta ancora una fetta giovane della popolazione resiana, sì, che tiene forte, insomma, la tradizione di Ucea, che purtroppo non è più abitata. Non c'è più nessuno? Beh, d'estate si ripopola, però durante l'inverno no. Guido, questi alla mia sinistra e alla mia destra ci raccontano di come ci si proteggeva dal freddo e come, ma poi me lo dici in una seconda battuta, come si viveva. Sì, sono dei cimeli appartenenti al museo, che poi vedremo, del museo, e fanno vedere alla mia destra l'uniforme sovietica, la giacca che si chiama telogreica, che era una giacca trapuntata. C'era dentro del cotone, che è una specie di piumino antisignano dei piumini di adesso, ed era molto comoda e molto calda. E ai piedi, durante l'inverno, quando era particolarmente secco, i soldati sovietici avevano questi valenchi, questi stivali di feltro, e chiunque li indossasse si salvava i piedi. Purtroppo i nostri soldati invece erano vestiti con l'uniforme che possiamo vedere
alla mia sinistra, un cappottino di tela autarchica grigio-verde di panno. I più fortunati avevano questa shapka usanka, che è un po' copiata dall'esercito sovietico, e purtroppo i nostri soldati avevano ai piedi quelle calzature che vedete, la più grande è quella degli alpini, quella più piccola dei nostri fanti. Dobbiamo immaginarci le temperature che raggiunsero i meno 48. Questo significava congelarsi gli arti, soprattutto i piedi. Invece i sovietici in qualche maniera, pativano il freddo anche loro, bisogna dirlo, però riuscivano in qualche maniera, conoscendo il loro terreno, avevano un'uniforme adeguata alle loro temperature. Spesso i nostri soldati andavano oltre le linee per procurarsi dai morti i valenchi come questi, che hanno combattuto effettivamente in Russia, sono stati presi dall'alpino Lino Salini del battaglione Gemona durante la ritirata, sono stati sfilati a un morto sovietico e lui è tornato a casa grazie a questi stivali, a questi valenchi. Complimenti al Coro Montenero, interessante la trasmissione dedicata alla ritirata di Russia, Sandro da Pignano di Ragogna. E ancora un caro saluto dal gruppo Alpini San Vito al Torre, ce lo manda Giorgio. Volevo andare, ma dato se mi presta, all'uomo nel mezzo, eccolo lì, Merlin. Merlin, presidente degli Alpini di tutta la provincia di Pordenone, chi mi hai portato? Quell'uomo, per me Natale è già arrivato praticamente. Chi è quell'uomo con quella maglia bianca? Allora, intanto buonasera a tutti. Intanto buonasera Ilario. Ovviamente. Ti faccio i complimenti per la trasmissione perché al giorno d'oggi non tutti parlano di Russia, parlano di ritirata di Russia. Io dico sempre che noi alpini sembriamo anacronistici, ma forse siamo più moderni di tutti gli altri. Ti ho portato il regalo di Natale, no? Ti ho portato il nostro poeta. Io dico sempre che qua abbiamo il capogruppo di Cordovado, a Cordovado si è fermato Ippolito Nievo, a Morsano si è fermato Gianni Celotto, ognuno al suo. Comunque ecco, ti ho portato Gianni perché so che è un amico dello Scrigno, è già venuto qua più volte. Quindi... Sì, come Nievo diceva che il Friuli era il compendio dell'universo, il buon Celotti, che cosa potrebbe... Morsano è il compendio dell'universo, Celotti. San Paolo. San Paolo, chiedo scusa, che è una frazione, ma... Sì. Celotti, allora, tu ce l'hai lì pronta? Cosa? Hai una poesia? Ho qualcosetta. Ma quanto dura? Un'ora e un quarto? No, mi hai detto sempre corto, stretto, sì. Stretto. Ero stretta, corta. Guarda, dopo la pubblicità vi ritrovate Celotti. Pensate che prima serata con Celotti, quindi vale il biglietto della trasmissione Celotti. A tra poco. Farò il possibile. Eccoci qua. Ora, grazie che cominciate a tenerci alti con la tensione, visto che stanno arrivando tanti messaggi per il mitico Guido Aviani, Fuarce Cividat da Michele Ibba. E volevo soffermarmi 2 secondi, e poi vado dal buon Celotti, su questa gavetta, una gavetta di nonno Marco Borin di Sacile, un uomo che ha passato anni di prigionia in Africa, un uomo che è partito per la Libia quando la moglie Italia Morassi era in stato interessante, di lì a poco nacque la figlia Elisa, e voglio salutare i nipoti Roberto, Claudia e Clara, attraverso i quali ci è arrivata questa gavetta che domani mattina restituirò ai legittimi proprietari. Marco Borin ha perso, e per questo lo abbiamo inserito in trasmissione, un fratello che si chiamava Natalino, era un alpino e risulta disperso in Russia. Quel Borin che sulla gavetta con un coltellino aveva inciso la data, pensate, non so se si può apprezzare da casa, aveva inciso la data di inizio e fine prigionia, salutava la mamma, ha quasi scritto una lettera d'amore a fatica con questo coltellino, un saluto alla mamma, e invocava l'aiuto di Dio. Marco Borin è morto il 1° maggio 2005 e faceva parte dell'artiglieria campale, quindi su questa gavetta c'è scritto ad esempio 7 maggio 45 e ancora fine prigionia 28 marzo 46.
tutti questi disegni e queste scritte appunto, le ha incise il buon Marco Borin, che è lassù e ci guarda dall'alto. Allora, Celotti, che cos'hai tra le mani? Ah, un fogliettino, Sì. perché io, sa, la memoria è corta e ciò che scrivo non mi tengo in mente, mi tocca sempre rileggere. Sì, non farmi una premessa di un'ora però. E ho qualcosa in tema per stasera. Sì. E leggimela allora, caro. Devo stare seduto o vengo da lei? Guarda, se vuoi puoi venire anche al mio fianco, che sai che avrei bisogno di aiuto forse. Avrei bisogno di aiuto. Guarda, mi viene naturale. Vieni, vieni. Ah, l'aiuto, ho capito. Sì, sì, pensavo che... Perché deambuli bene, dopo... Merlin, lo vedo in... questo è... Ma guardalo, è un fiore. Vai, vai. E no con la premessa però, amico mio. Cos'è? La ritirata? La ritirata. Vai. Questa è ritirata. Guarda, sulle tue parole la regia le decora con delle immagini che il buon Aviani ci ha fornito. Ocio, Grazie, Aviani. Prego. La scura mannaia segue passo passo con intensa e mortale paura, pronta a macchiare di neve di rosso colore. Le pallottole sibilanti con il tonfo contatto non ferma il coraggio, non manca il dovere, ma diminuisce l'energica spinta che poi piano si allenta. Impacciati, barcolanti, i soldati come automi, con un solo pensiero, uscire dalla trappola mortale, ghiacciata. Qualcuno si ferma o si abbandona, restando soltanto un inerme mucchio che si fonde col ghiacciato paese, scomparendo pian piano alla vista di tanti che vanno sempre avanti. Passi sempre più lenti, pregando, imprecando, andando incontro agli eventi. Da tanti giorni camminano, sfiancati, sfiniti, affamati, ma non ancora esauriti nel corpo e nello spirito italiano. Proseguono lentamente, guardando avanti quella luce, con in mente il sorriso della mamma e della famiglia lontana. Bravo Celotti, ti facciamo un applauso. Senti, mi dicevi durante la pubblicità, mi hai detto, fammi quella domanda. Ci siamo già dimenticati. Ah, sì. Vedi che non è servita la Perché? domanda? Perché sa l'età. Guardala. Questa poesia l'ho scritta guardando quel mosaico che è Cargnacco, nel cuore Cargnacco a sinistra, in cui, con allora ragazzo, scolaro della scuola musicista del Friuli, ho contribuito a realizzare una parte della fascia sottostante dove c'è quell'alpino che sta cadendo, in quella zona lì. Grazie Celotti. E di lì ho avuto lo spunto per questa poesia. Colonnello Fioretti, bisogna fare un ringraziamento. A chi? Beh, sicuramente a coloro che solitamente gestiscono tutto questo apparato, l'apparato della memoria, quindi il Commissariato Generale per l'Onoranza dei Caduti, con a capo al vertice il generale di Corpo d'Armata Gualtiero Mario De Cicco, che dipende direttamente dal Ministero della Difesa e che quindi, diciamo, con questo lavoro tutelano la memoria di coloro che ci hanno lasciato e che devono essere ricordati sempre. Presidente, poi vado dal sindaco e dall'assessore Greati di Pozzuolo. Nelle scuole, secondo lei, su questi argomenti si fa o si potrebbe fare un qualcosina in più? Io esprimo il mio parere personale che l'Italia ha sempre molta poca memoria. Gli italiani non hanno memoria e non hanno molto culto del passato e questo in questo momento, a mio modesto avviso, è molto grave, perché noi che siamo figli legati a quella tragedia, eroica tragedia della campagna di Russia, conosciamo la crudeltà della guerra e siamo i primi ad apprezzare la pace. E quindi tant'è vero che sul tempio di Cargnacco c'è scritto pace. Quindi solo conoscendo la guerra e la sua crudeltà l'uomo
può amare la pace, e a noi duole personalmente, tutti noi, che in questo momento, in quei luoghi che sono il Donetsk, il Donbass fino al Don, ancora adesso si muoia, come sono morti allora nel 1941-42, gennaio del 43, gli italiani. Quindi io penso che si dovrebbe fare di più perché i giovani conoscano il nostro passato, la nostra storia, per arrivare quindi a combattere veramente la guerra apprezzando la pace. Guido, stiamo vedendo, e vorrei salutare anche un giovane che è alle tue spalle e che abbiamo intervistato nel nostro telegiornale per parlare del museo. Sì. Che viaggio è? Virna entra in quel museo. Con che nozioni esce? Sì, allora intanto c'è da dire che il museo è nato, avevo proposto ancora a Don Carlo Caneva di fare questo museo con l'allora sovrintendente al Tempio, che era Luigi Grossi, che era reduce della Tridentina, aveva combattuto a Nikolajevka, ferito e medaglia d'argento. Poi con Don Carlo poi è scomparso di lì a poco, ed ecco che nel 93 è nato un embrione di questo museo, perché la ex chiesa sconsacrata poteva avere dei locali, ci siamo adattati ai locali, il museo poi ha avuto varie vicissitudini fino al 2007, quando con Luigi Casale, che è stato presidente dell'Unione, carissimo amico, lo abbiamo tenuto in vita in qualche maniera. Poi ci sono stati i lavori di ristrutturazione da parte del Comune e nel 2018 è stato consegnato e adesso poi è stato sistemato. Che cosa può vedere una persona quando entra? Allora, diciamo che il museo è organizzato secondo quello che è stata la campagna di Russia per noi italiani. La partenza del 1941 con il corpo di spedizione italiano in Russia, formato da 2 divisioni di fanteria a Torino e Pasubio, una divisione Celere più una legione Camicie Nere e naturalmente i servizi, 63.000 uomini. Quindi ecco che vediamo ogni bacheca è dedicata a una di queste grandi unità. Ogni bacheca ha la storia della divisione con cartine, fotografie, è un testo molto sintetico, in modo che chiunque in pochi minuti, in pochi istanti, possa capire la storia della grande unità. Chi sono quei 2 signori che abbiamo visto poco fa? Questi sono 2 ufficiali del corpo d'armata, sono in linea sul Don e sono della divisione Ravenna, in linea nei giorni antecedenti lo sfondamento da parte sovietico, qui siamo nel metà dicembre 1942. Senti, chiedere come passavano il tempo questi disgraziati non è una gran domanda. Possiamo dire che comunque come provavano a ingannare? Sì. Allora, diciamo, in un primo tempo, nell'estate 41, quando sono partiti per la Russia, partiti in treno, poi hanno fatto un movimento attraverso camion, sono arrivati in Romania e da lì poi, quando nell'agosto del 41, fine luglio e agosto 41, sono entrati in Unione Sovietica al seguito delle armate tedesche. All'inizio è stato un momento di avanzata, quindi c'era anche tutto l'entusiasmo, tra virgolette, di un'avanzata tedesca, di una sicura vittoria in brevissimo tempo, quindi i nostri soldati praticamente pensavano che sarebbero rientrati di lì, diciamo, entro Natale. Non fu così, ce ne rendiamo conto. Arrivò l'autunno, arrivò l'inverno. Ecco, quando arrivò l'inverno, e l'inverno in Unione Sovietica o Russia arriva molto presto, quindi già a novembre cade la neve, fu un inverno freddissimo, ancor più dell'anno successivo, l'inverno 41-42. Ci fu una controffensiva, i nostri soldati erano paralizzati letteralmente dal freddo, ci furono temperature che raggiunsero i -50, quindi il fronte si cristallizzò, un fronte in questa immensa steppa, chiamiamola desertica, ma deserto di neve, e i nostri soldati stavano in trincea a -50, tant'è che i casi di congelamento furono innumerevoli. E i casi di congelamento poi erano gravissimi, voleva dire perdere i piedi, le gambe. Che cosa si mangiava in trincea? Per dire la verità, la nostra sussistenza, il nostro esercito non era completamente impreparato, come spesso diciamo, perché vogliamo sempre darci addosso. Il nostro esercito faceva quello che poteva.
certamente in linea si mangiava poco, freddo, male, cattivo, certamente, questo è vero. Però i nostri soldati in qualche maniera mangiavano. La nostra sussistenza fece miracoli per fornire cibo e assistenza in un primo tempo a 63.000 uomini. Ecco. Poi raggiungemmo i 229.000, quindi... Ci furono episodi di cannibalismo? Sì, in prigionia, ma questa è un'altra storia. In prigionia, sì, purtroppo a Crinovaia, dove giunsero circa 30.000 prigionieri e ne tornarono poche manciate, per sopravvivere i soldati di tutte le nazionalità prigioniere dei sovietici, quindi non solo italiani, rumeni, ungheresi, anche tedeschi, ebbene in molti casi i cadaveri venivano ritrovati scarnificati. Ho delle testimonianze dirette di uno di loro, di cui non faccio il nome, la famiglia è qui, che per sopravvivere cucinò 2 braccia di un cadavere. Complimenti a tutto il coro, un saluto a Franco Beltrame da Maurizio Mara e Pamela da Rosazzo. E ancora un saluto a Rosi e Gabriele da parte di Daniela e Danilo di Orsaria che ci scrive. Buonasera, sono Graziano, volevo far notare stasera che stanno parlando della Russia. Mio padre nel 1924 è stato prigioniero, è partito con il peso di 70 kg a 19 anni, è ritornato con 20 kg e i piedi congelati. È deceduto a 84 anni, sempre con i piedi blu a volte, non riusciva neppure a camminare. E buona serata. Le chiedo, Graziana, se vuole, visto che c'è il numero in sovraimpressione, può intervenire in diretta e magari possiamo dialogare un attimo. E ancora, Mandi Roberto dai Toi Amis di Chiargnà. E ancora un saluto al presidente Merlin che ha sempre l'asso nella manica, Michele da Sesto a Regena. Probabilmente è lui, è Celotti l'asso nella manica, ma io lo so. Lo mostri e impazziscono. Un sentito saluto a tutti dal gruppo alpini di Passons Mandi, io cerco di leggerli tutti, oltre ai doverosi complimenti della trasmissione vi chiedo di ricordare la divisione Vicenza che era con gli alpini sul Don e assieme ne ha condiviso le sofferenze e le sorti. Un saluto alpino da Trieste. Mauro De Petroni. Mauro De Petroni, che salutiamo anche perché abbiamo realizzato uno scrigno nella meravigliosa sede del ANA di Trieste. Complimenti, bellissima lezione di storia, un saluto all'Epore, Sonia da Gemona. Noi andiamo in pubblicità. Eccoci qua. Riflettevo a voce alta pensando al 2023 che sarà speciale per la Giornata Nazionale degli Alpini che si è intanto qua scotta, grazie, questi sono tanti messaggi che vi andrò a leggere, quindi dicevo, caro Guido, ci sbizzarriremo, Prometto che non te la dimenticherai questa domanda. Carissimo, non vedo l'ora. Buonasera, sono in ascolto da Trieste, sono parente dei Godeassi di Manzano. Sì, trovata la piastrina. Hanno trovato la piastrina. Ma tu sai tutto, Aviani. No, ero io a presentare quella È stato ritrovato un nostro parente dalla campagna di Russia, che penso sia nel Tempio di Cargnacco. Hanno fatto la cerimonia e hanno trovato le 2 piastrine. E adesso è in museo. Il mio parente diretto di Manzano, i miei cugini, perfetto. Adesso andiamo con la Chiasute in Rive al Don. Perché è speciale? Sì, questa è speciale per me doppiamente perché parla del battaglione Cividale che è stato in linea sul Don dal 28 di ottobre del 42 fino al 18 dicembre, quando si è spostato, e durante la notte una squadra di esploratori della 16ª compagnia, che erano quasi tutti di Faedis tra l'altro, una squadra faedese, passava la notte in riva al Don in una casetta che era una specie di punto di osservazione e questo punto di osservazione serviva per scoraggiare pattuglie nemiche che si infiltrassero, attraversassero il Don, si infiltrassero nel nostro schieramento. E ogni volta che sparavano un colpo di fucile dall'altra parte loro rispondevano con una raffica di fucile mitragliatore. Mandi dal vice di Casarsa, che si chiama? Giovanni Francescutti, lo salutiamo anche perché mi manda spesso le foto, se non ricordo male, quando gliele chiedo io sono in difficoltà. Un caloroso abbraccio al coro Montenero, in particolare a Danilo, un saluto a Guido e al presidente Merlin, Rino Petric, grazie per la trasmissione. Buonasera a tutto lo staff, abbiate pazienza. Papà di Rino prigioniero in Russia.
Grazie a tutto lo staff di Telefriuli, al presidente della sezione di Pordenone Merlin, Guido Aviani, all'amico Pierluigi Salmaso. Complimenti, grazie. Questi sono i valori da tramandare. Un saluto a tutti. Daniele di Provesano. E ancora, come sempre, un piacere ascoltare il coro alpino Montenero. Un bravo a tutti, un saluto in particolare a Leo, a Edi, Mandi, Athos. E Athos, gustati questo brano. Molto bene. Ragazzi, adesso un po' come le frecce tricolori, ecco, ho imparato la telecamera, disponetevi come prima. Bravi ragazzi. È la stessa cosa di prima, carissimi. Lì in fondo a sinistra. In fondo a sinistra, grazie per la trasmissione, un saluto a tutti gli alpini friulani, Carlo Cremon, vice capogruppo alpini Aviano e partecipante alla marcia della memoria del Don a Nikolaevka nel 2020. Allora, il microfono, dove l'ho lasciato io? Chi è questo signore, Merlin, che parla di questa marcia del 2020? Sì, nel 2000... Solo se ti alzi così agevoliamo la regia, grazie. Sì. No, se ti alzi in piedi. Ah. Sì. Nel 2020 un gruppo di alpini hanno organizzato questa marcia che praticamente hanno ripercorso diciamo, le orme della ritirata di Russia per onorare e ricordare quell'avvenimento. Un caro saluto a tutti, in particolare a Virna e Christian da parte della loro guida turistica di fiducia, Patrizia. Buona serata a voi tutti, grazie a Guido Aviani. Le 2 serate al campo scuola di Tramonti sono state veramente commoventi. Mandi, se Dio vuole ci incontreremo a Udine da Bruna, ci mancherebbe altro, Dio vuole come, e non solo Dio. Bravo Salmaso, ci vediamo a Udine dai tuoi fra. Io vado dal sindaco di Pozzuolo, sindaco solo se, grazie mille, che cosa significa avere sul territorio un tempio della memoria come questo?
è una cosa unica, perché Pozzuolo con Cargnacco, con questo tempio, con questa volontà di Don Carlo Caneva di portare i resti dei nostri morti in Russia, è una cosa unica e che ci porta, diciamo, da tutta Italia, vengono ogni anno a trovarli, ed è veramente una cosa che veramente noi continuiamo a sostenere in tutti i modi. Abbiamo fatto, appunto, messo a posto il museo, abbiamo creato una casa della comunità per dare un po' di accoglienza quando vengono. Insomma, cerchiamo di dare diciamo, continuità a questa iniziativa, perché insomma bisogna che la memoria non vada persa. Senta, di fatto ci sono i libri di storia, ma credo che una visita è, ribadisco, importante leggere, ma li tocchi con mano la sofferenza. Sì, certamente, perché questa cosa qui non è stata tanto elogiata nei libri di storia. Poi sì, ovviamente è evidente perché, no? Perché c'era appunto il fascismo, quella volta c'era praticamente questa guerra che è stata, e quindi c'è un trattamento diverso di questa da altri, e quello non è giusto, perché secondo me sono morti per la patria come tutti gli altri. Questo è un messaggio che deve... E questo secondo me va trasmesso ai ragazzi. Invece siccome la storia è scritta un po' non sulla sinistra, no? Su chi ha vinto, insomma, non dà vero onore a queste persone, a questi eroi che sono, diciamo, morti per la nostra libertà. Assessore, il sindaco parlava di trasmettere questi valori. Credo che le amministrazioni comunali in questo momento non si annoino, ma che lavoro state facendo in area e dove vorreste mettere mano? Allora, innanzitutto noi abbiamo una grande passione, come pure ce l'hanno coloro i quali, diciamo, lavorano attivamente in questo settore. Siamo attivamente coinvolti con il Onor Caduti, quindi con il tenente colonnello Fioretti, con il luogotenente Lepore, che è sempre presente a Cargnacco. Aviani, Guido, è praticamente una punta di diamante, anche perché lui è sempre presente, ci sentiamo regolarmente anche per quando lui modifica o comunque allestisce le parti del museo, mi chiama per vedere. E quello che noi notiamo come amministrazione è la grande passione che c'è da parte di tutti, e noi non possiamo far altro che assecondare questa passione, perché è fondamentale il ricordo e la memoria di questi eventi rappresentati appunto nel Tempio di Cargnacco e nel museo, con i cimeli, con, diciamo così, le rappresentazioni che possiamo avere. Un grande lavoro è stato fatto anche a favore delle scuole, che sono presenti e che vengono accompagnate dal luogotenente e da Aviani, dove si ripercorre appunto questa storia, raccontata in maniera veritiera, ma soprattutto raccontata col cuore e con la passione diciamo così, di quello che è accaduto realmente. Negli stessi mosaici viene rappresentato questo, e quindi per noi è una cosa importantissima che deve essere comunque alimentata e deve essere portata avanti e tenuta alta. Grazie. Grazie Assessore. Buonasera a tutto lo staff. Allora, scusate, il saluto va anche a Roberto De Caro, sempre ci scrive Daniele di Provesano, e al capogruppo di Spilimbergo mio cugino Marco Nardo. Mandi Daniele, appunto di Provesano. Noi adesso andiamo, bella serata alpina, bravi, un saluto a Ilario e Guido da Alessio Tondone e a tutti voi. Mandi, pubblicità. Eccoci qua. Allora volevo, non voglio dimenticarmelo, volevo anche salutare l'assessore di Gemona Venturini, che è un po' assieme a tutta la giunta
l'uomo che ha organizzato Formaggio e dintorni a appunto Gemona in questo fine settimana meraviglioso, con almeno 50.000 visitatori, con Pivagliani domenica, e abbiamo fatto una diretta e non ho fatto in tempo a farglieli, quindi auguri appunto all'assessore Venturini. Vi ricordo che la prossima settimana, che non voglio dimenticarmelo, ci saranno, stasera abbiamo il coro Montenero, la prossima avremo il coro, avremo dei Pueri Cantores che celebrano un anniversario importante. La settimana seguente avremo invece la banda di Buia, perché spegne le sue 125 candeline. Il 6 di dicembre celebreremo come si deve Sutrio, perché Sutrio è protagonista in Vaticano, sono loro che doneranno il presepe appunto al Papa, e credo che ci sarà un incontro, e ritengo che avremo anche delle testimonianze importanti, ma non vado oltre. E a seguire il 13, così se avete qualche spunto, avete la mia email in sovraimpressione, io sapete che sono sempre molto aperto. Avremo Claudio De Lucchi, scusate, maestro presepista con i suoi allievi, e il 20 gran puntata di Natale. Però a questo punto io vorrei andare un attimo dalla Virna di Lenardo, che è qui tra noi, non mandiamo il contributo, i 3-4 minuti nei quali lei ci parla di Valcanale e Canale del Ferro, e ti chiedo da dove parte l'idea di fare, diciamo che l'abbiamo concordata assieme, ma quanto c'è da raccontare di quei luoghi? Ah, tantissimo. L'idea è appunto quella di dare voce alla Valcanale e Canal del Ferro, quindi il lato, diciamo, est delle montagne della nostra regione, che è ricco di vallate, di realtà piccoline che però hanno veramente tanta storia e tanti piccoli aneddoti. Quindi l'idea è proprio quella di dare voce a questi territori e raccontare non soltanto la storia, ma anche quelli che sono gli aneddoti della tradizione e anche la vita di tutti i giorni, la vita in montagna. Ecco, le genti di quei luoghi, nel momento in cui vai a fare delle domande, a indagare appunto su quelle aree, come reagisce? Ma ti dirò, ho trovato veramente tanto consenso, tanta voglia di raccontare e di raccontarsi, e questo fa molto piacere, anche perché io stessa rappresento una di queste realtà, che è la Valresia, per cui insomma c'è tanto e la gente ha voglia di mostrare il proprio territorio, lo fa veramente con amore, infatti si illuminano gli occhi quando raccontano, e questo è bellissimo. Pochi. Sempre di meno in quelle aree. Sì, però ti dirò, Daniele, mi fa piacere, ci sono diversi giovani, come io d'altronde, che hanno vissuto diciamo nelle aree più popolate, come può essere la provincia di Udine, insomma i paesi circostanti, e che a 20 anni, più o meno, 22-23 anni, finiti gli studi, decidono di raggiungere le località di origine, di cui sono poi originari i genitori, i nonni, piuttosto che, e di vivere in montagna. Dove siamo qui? Qui stiamo visitando assieme alla guida turistica Patrizia Crespi, che salutiamo, che ci ha scritto il messaggio prima, la ghiacciaia di Resiutta. Tra l'altro non l'abbiamo detto, ma la rubrica vuole partire ogni puntata con un oggetto, quindi iniziamo raccontando un oggetto e da lì poi raccontiamo un po' il nostro territorio. Qui nello specifico siamo partite dalla birra per raccontare appunto la storia della ghiacciaia di Resiutta. È importantissimo il contributo di Patrizia Crespi, che insomma ha tutta l'esperienza e il titolo per poterci raccontare anche fatti storici più specifici e precisi. Qui invece siamo a Dogna, nel comune di Dogna. Abbiamo intervistato il sindaco, che è poco più che trentenne, Simone Peruzzi, che salutiamo, e ci ha parlato di un bellissimo progetto che è stato sviluppato appunto nel suo comune negli ultimi anni per valorizzare quelli che sono stati i ritrovamenti del bobosauro. Quindi... Madotto, c'è un microfono? Madotto, alzati solo 2 secondi, così ti ammiriamo in tutta la tua bellezza. E ai tuoi piedi cosa c'è? Diciamo che qua abbiamo un gerletto della tradizione resiana. Al suo interno abbiamo dell'aglio diciamo che è aglio da semina, e diciamo che è un prodotto
tipico sempre della Varresia, oltre al gerletto che abbiamo indicato, ed è stato uno dei protagonisti e sarà uno dei protagonisti delle prossime rubriche. Il Madotto, vedete che per me è una conquista farlo parlare, perché lui fa le riprese, ha un certo sta tipo nel backstage, Diciamo lui, che, sì. oltre a fare il grifone, faccio anche il ruolo di tecnico. Tecnico. Sai, quello un po' che fa le riprese, dopo mostra Ma- i contenuti e gli Ah. viene detto sì, non sono tanto belli, sono da Capita rifare. Non le so luci perché, non ma ho un son buone. sospetto, mi porta verso una che ha una giacca bianca. Ma senti, cioè, siete assieme da una vita, è esigente, Diciamo che sui contenuti multimediali sì. ho capito. Ma adesso è un po' invecchiata, è un po' meno acidina, è diventata un po' più dolce? Sì, dai, un pochettino. Tu puoi parlare, tra l'altro, della tua esperienza. Le immagini che abbiamo visto col drone le hai fatte tu. Sì, esatto. E Diciamo quindi che la prossima volta dove andiamo, martedì prossimo? martedì prossimo la signora Virna di Lenardo ci illuminerà. Siamo a Pontebba. Pontebba? Sì, perché lo scorso martedì abbiamo fatto una prima parte con Enrico Cappellaro, che salutiamo anche lui, tra l'altro un giovane che ha vissuto a Udine, che appunto a 20-22 anni ha scelto di andare a vivere nella casa del padre. Quindi no? in netta A Pontebba. controtendenza con quello che dicevamo prima, no? La paura dello spopolamento. Beh, no? c'è lo spopolamento, non lo possiamo nascondere, però dall'altro lato posso confermare che comunque tanti giovani si stanno avvicinando e tanti decidono di rimanere e di radicare poi lì la propria famiglia, e questo fa molto Quindi piacere. per le persone che ci guardano da casa, se ci sono degli spunti, Val Canale, la Varresia la conoscete molto bene, quindi Sì. credo che non servano spunti. Ma però in altre aree Ben volentieri. scrivete pure, io giro la segnalazione alla Virna. Splendida e volentieri. interessante trasmissione, illuminante come sempre, illuminante Aviani. Un saluto a Roberto e al nostro presidente Ilario Merlin, Sergio Frondaroli, capogruppo di Pinzano al Tagliamento. E ancora, bella e interessante puntata, un caro saluto all'amico Merlin da Adriano e Sara Bagnarola, mandi. E ancora, complimenti per questa trasmissione dedicata agli alpini da parte del gruppo ANA di Tavagnacco, un saluto particolare al grande Aviani. Sono Anna da Pozzuolo, saluto il signor sindaco di Pozzuolo e tutto il gruppo, io ho conosciuto Don Carlo Caneva, autore del Tempio di Cargnacco, quindi voi sapete chi è Anna da Pozzuolo, sindaco? Sì. Microfono? Chi è? Certo, è una signora. Beh, su questo è un nome proprio Signora molto simpatica. ed è molto simpatica, quindi siamo più... Capogruppo, cosa diceva? Diamo il microfono un attimo. Greatti, dagli il microfono. No, pensavo fosse Anna quella del bar da Primo. Non si può fare pubblicità. Vabbè, insomma, non abbiamo fatto niente di male. L'hai fatto a fin di bene, non c'è problema. Io vorrei andare dall'uomo che si trova alle spalle di Guido Aviani. Chi è quel baldo giovane? Roberto Gregorutti Foncargnacco, che mi dà una grandissima mano a tenere aperto il museo, a tenere in ordine i cimeli, che sono tantissimi, a pulire le uniformi, a ingrassare le armi, disattivate, teniamolo a dire, ed è un appassionato di storia e sa il russo. E quindi mi aiuta a decifrare e a tradurre, e mi ha tradotto una lettera importantissima di un nostro ufficiale friulano, era il tenente Eliano Venuti, classe 14, che comandava il 28° reparto Salmerie della Giulia, quindi lui portava con i muli i rifornimenti in linea, però lui, ma lo lascio raccontare a Roberto che ne ha seguito un po' la storia. Roberto, Aggiungo il più grande TikToker locale del nostro comune, possiamo dirlo. il TikTok. Sì. Quindi racconta Eliano Venuti cosa ha combinato. Cosa ha combinato Eliano Venuti? Allora, Eliano Tenuti, tenente della Giulia, lui sostava nelle retrovie rispetto alla linea del fronte, faceva parte delle salmerie, quindi colui che si occupava di trasportare gli alimenti verso il fronte, alloggiava in un'isba, quindi una casa locale sovietica, insieme alla famiglia locale.
qua abitava anche Raissa, una ragazza che una notte sottrae appunto questo diario, il diario del tenente, e ci scrive sopra una dedica d'amore e appunto confessa il suo amore nei confronti di questo tenente, del tenente Venuti. Ci sono tantissime testimonianze anche all'interno del museo di appunto altri soldati che comunque avevano rapporti di amicizia con i locali, con le persone locali appunto durante la campagna di Russia. Senti, perché hai questo slancio di volontariato? Ma sicuramente è una passione che porto fin da bambino, una passione per la storia, l'obiettivo anche di portare avanti il ricordo è quello di divulgare quello che è stato appunto la campagna di Russia e anche il secondo conflitto mondiale. Ma sei un TikToker veramente? Sì, faccio video di storia su TikTok. Sì, faccio video di storia. Qua abbiamo la certificazione del sindaco, uno dei più bravi. No, ma qua adesso diciamo che passo il tempo ogni tanto, faccio qualche video. E la ragazza? Di divulgazione. Ce l'hai la ragazza? Sì, ce l'ho la ragazza, sì, certamente. Ma passi più il tempo a fare diciamo TikTok che allora passo più tempo al museo, tant'è che tante volte la compagna come si chiama? Giulia, che saluto. Carissima. E molta pazienza porta appunto perché passo ma guarda, tanto tempo guardarti negli occhi, con lo studio e al museo. Quindi. È della zona? Sì, di Godia. Quindi insomma, non siamo lontani. Complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre, viva gli alpini e viva lo scrigno, Luigi Mattara. Noi sai dove andiamo adesso, caro TikToker? Come si dice pubblicità in russo? No, perché Aviani ha detto che è bravissimo. Sì, e quindi? Sono... Pausa. Pausa? Sì, in russo. Ah, pubblicità, pausa. Sì. No, stop. C'è l'accento. È crudo però questo russo. Ogni tanto togliamo la ogni tanto toglie, non dà tanta soddisfazione. E in resiano come si dice pubblicità? Non si può dire pubblicità, però possiamo dire se stavamo del momento. In estrema sintesi, state lì che... in russo possiamo dire mi uvidimzia. Vedi? Quando la competizione. Questa ta-tam, hai parlato in resiano e quell'altro risponde in russo. Andiamo in pubblicità. Molto bene. Andiamo con il quarto brano, Val Alpin sull'alte cime. Andiamo col coro Montenero. Sulle cime,
Grazie al coro Montenero che si accomoda come al solito, in fondo a sinistra, ormai è diventato un tormentone, quindi... Guido, che cos'hai tra le mani? Questo è l'ultimo cimelio che è entrato a far parte del museo. Domenica scorsa c'è stata una fiera di cose militari, un carissimo amico triestino è venuto da me e mi ha detto: ti può interessare? Sì. Sono gli atti di morte ufficiali dei friulani, non tutti, ma tantissimi sono friulani, caduti in Russia nel periodo ottobre-dicembre, anche gennaio 1943, prima della ritirata, perché prima del gennaio del 43 gli alpini, il corpo armato alpina era fermo sulla linea del Don, mentre le divisioni di fanteria a metà dicembre si stavano ritirando. Gli alpini della Giulia in particolare rimasero per un mese sulle posizioni del Kalitva a tenere il fronte per salvare dall'accerchiamento del corpo armato alpino. Qui ci sono i nomi delle medaglie d'oro, c'è Tre Leani di San Daniele, ce l'ho qui sotto, c'è Draconia di Canebola, ci sono i fratelli Fantini, ci sono l'alpino Mansutti di Tricesimo, ci sono alpini da tutta la nostra regione. Però una cosa particolare che mi ha fatto venire i brividi, Ilario ha trovato il nome di suo cugino, suo cugino. Che si chiamava? Bortolussi Luigi. E qui c'è l'atto di morte in originale. Che fine avrebbe fatto? Al macero, stava andando al macero. Ma c'è qualche problema evidentemente, non abbiamo capito. Sì, evidentemente questi sono documenti ufficiali che devono essere stati depositati evidentemente in qualche caserma. E questo amico triestino, che è un appassionato di cose di alpini, non so come è venuto in possesso, mi ha detto: l'ho salvato dal macero. Ci siamo accordati uno scambio di cose nostre tra collezionisti e io per questa cosa qui avrei dato qualsiasi cosa, perché qui c'è la storia di 180 ragazzi, tra cui ho visto, ma ce ne sono altri, c'è la medaglia d'oro Dario Chiaradia da Caneva di Sacile che è viva, la figlia è ancora viva. Sono un alpino di Genova, complimenti, vivissimi, vengo spesso in Friuli dove ho fatto la naia a Paularo, quindi lei se ci scrive o ci telefona, abbiamo ancora 5 minuti, quindi evidentemente ci sta guardando su telefriuli.it dalla Liguria. Poi c'è un messaggio locale che però non posso leggere perché dovrei prima verificare il contenuto e quindi lasciamo pure lì. Qui c'è la medaglia d'oro Gavoglio, c'è l'atto di morte di Gavoglio da Genova, Carletto Gavoglio. Senti Guido, i ritrovamenti delle piastrine, tu e quel signore là sopra ne avete fatti. Sì, ma io farei parlare il Presidente dell'UNIR su questo argomento. Ecco, Presidente, veramente in maniera telegrafica, sui ritrovamenti delle piastrine. Che lavoro è stato fatto? No, allora, una cosa, le piastrine appartengono al Ministero della Difesa in quanto fanno parte integrante del corredo matricolare. Quindi il discorso è purtroppo certi collezionisti inducono certi scavatori russi a raccogliere le piastrine e spesso succede che questi scavatori trovano i cimeli, trovano i caduti, buttano via le ossa, detto papale, e le piastrine vengono vendute su eBay. Tant'è vero che il Ministero della Difesa e Onor Caduti, credo nel dicembre del 2021, ha emesso una circolare dove, su proposta modestamente di UNIR, ha accettato la nostra proposta che i piastrini che vengono ritrovati non vengano più distribuiti alle famiglie, onde evitare che un domani finiscano sul mercato delle bancarelle, ecco, e vengano invece custoditi nel museo a disposizione del Ministero e alle famiglie viene dato, e Guina Viani lo sa benissimo perché l'abbiamo fatto anche recentemente, delle pergamene con i dati del caduto e del disperso con la riproduzione del piastrino. Quindi il piastrino originale non viene più restituito alle famiglie? Assolutamente, no, perché finendo poi magari fra 20 anni, quindi colui che lo riceve, ripeto, è sempre di proprietà del Ministero, fino a quando la normativa è questa e questo,
ok? Finirà prima o poi sulle bancarelle e questo non lo vogliamo, non lo vogliamo. Guido? Purtroppo il problema delle piastrine è un problema grosso e sono da anni che dalla ex Unione Sovietica effettivamente escono su eBay queste piastrine. C'è un caso abbastanza singolare, quello di Giuseppe Liani. Giuseppe Liani aveva scritto un libro in ricordo di suo, tu l'hai conosciuto, lo conosci Giuseppe? Corrado. Ecco, Corrado Liani. Corrado Liani che è il nipote. Sì, Cammino al tagliamento. Cammino al tagliamento, che ti saluta, mi ha detto, non ha potuto venire stasera. E lui aveva scritto un libro sulla storia di suo zio perché aveva fatto un diario. Appena finito il libro esce su eBay la piastrina in vendita, mi chiama e mi dice: ma Guido, sarà falsa questa piastrina? L'ho guardata, no, perché i dati non possono saperli e poi è difficile contraffare, è impossibile, devi avere un macchinario. Comunque, fatto si è che in una maniera che ha dell'incredibile è riuscita ad averla come? Perché a un certo punto questo collezionista, scavatore, recuperante russo si era infastidito dell'atteggiamento che avevamo nei confronti di noi italiani e di loro, e allora questo aveva la badante del papà Corrado, che era russa ucraina, ed è riuscito a mettersi in contatto. Questo gliel'ha inviata a casa sua in Russia, se l'è messa poi il figlio della badante in tasca e gliel'ha portata a casa. Quindi lui ha scritto un libro, che è la seconda edizione, che dice: mamma, non sono tornato, ma la piastrina sì. Grazie a Viani. Noi abbiamo esaurito il tempo, mi scrive da Genova questo signore che ha fatto la naia a Paolaro: il mio gruppo di Genova Centro è intitolato proprio a Gavoglio, quindi l'ha scritto Carletto Gavoglio, caduto la sera del 5 gennaio 1943, quota 176, quota Cividale. Comandava il secondo plotone. È bravissimo. È presidente, io me lo 76esima tengo stretto compagnia. il buon Aviani. Ha anche una bella memoria. Un enorme saluto al presidente, al mitico Guido. Tante ne dicono, ma ne hanno fatte molte di più per il nostro paese, specie fuori dall'Italia. Firmato il Condor. Chi è il Condor? Ilario, vai. Avete il microfono? Ilario. 50 secondi? Sì, no, è un ragazzo della sezione Pordenone che si dà molto da fare. Salutiamo il Condor. Battaglione Gemona, se non ricordo bene. Simone. Grazie a tutti, grazie al nostro regista Francesco Snidero, Paolo Bassi e la nostra, aiutatemi, Chiara Miscoria. Grazie di cuore, grazie a Colonnello Fioretti, grazie al logotenente, grazie al Presidente Nazionale dell'UNIRE, rappresentanti dell'amministrazione comunale di Pozzuolo, a tutti gli alpini presenti, grazie alla nostra curatrice della rubrica da Val Canale, Canale del Ferro, grazie Madotto, sempre vicino, grazie a Viani, e noi ci vediamo la prossima settimana, ovviamente qui avremo un coro di piccolissimi perché vogliamo celebrare i Pueri Cantores. Grazie e buonanotte a tutti, facciamoci un applauso.